Le problematiche sono che in questo paese abbiamo bisogno di rilanciare l'industria e di rinnovare il contratto nazionale. È irresponsabile il comportamento di Federmeccanica e Assistal e Unionmeccanica che hanno sospeso di fatto la trattativa. È un comportamento antidemocratico ed è irresponsabile perché noi abbiamo bisogno invece di rinnovare il contratto per ridare forza al salario delle lavoratrici e dei lavoratori e ricostruire una politica industriale che impedisca i licenziamenti. E proprio per discutere del blocco delle trattative con Federmeccanica e Assistal, i delegati sindacali del Nord Italia si sono incontrati a Vicenza per pianificare le prossime mosse. Sul tavolo per il rinnovo del contratto, oltre all'adeguamento dei salari, numerosi temi su cui sviluppare la trattativa, che vanno dall'orario concordato al tema sicurezza sul posto di lavoro, legato a doppio filo alle forme di precarietà proposte, che rischiano di diventare strutturali. Oggi tantissimi lavoratori sono appunto assunti con caratteristiche appunto assolutamente incerte e noi nella nostra piattaforma chiediamo invece certezze. Le controproposte che la Federmeccanica ci fa in realtà vanno nella direzione completamente opposta. Ed è una cosa inaccettabile perché quei lavoratori sono la vera ricchezza delle aziende e quindi noi siamo qui per discutere le mobilitazioni. La prossima sarà il 28 marzo a Bassano. Noi faremo uno sciopero di 8 ore e faremo una manifestazione che attraversa la città.